Buonasera e ben ritrovati al terzo webinar del progetto Itaca, quindi terzo webinar e terzo argomento, terzo ciclo tematico. Ricordo a chi ci segue adesso e chi ci ha seguito finora che prima ci siamo occupati di itinerari culturali ambientali e poi di imprenditoria giovanile. Adesso in questo nuovo argomento ci tufferemo in un mondo, diciamo magico. Perché magico? Perché riguarda una delle cose più belle che l'essere umano abbia mai concepito, ossia il cinema, il mondo cinematografico. Allora passo subito la parola a chi di sicuro meglio di me ci racconterà come e perché il cinema può servire, può valorizzare il nostro territorio barbaricino. Quindi do subito la parola a Nevina Satta, direttrice di Sardegna Film Commission. Ciao Elisabetta, bentrovati tutti. Ciao amici. Nevina, che gran piacere averti qui. Ecco, tu sei un po' la regina, senza un po', Oh mio tu lo Dio. sei. Sì, e quindi ecco, io ti passerei subito la parola, avviso già chi ci segue che insomma ci hai detto che userai anche insomma degli strumenti come dei video eccetera, quindi io ti lascio campo libero e con piacere ti ascolto e ti ascoltiamo tutti, prego. Grazie, allora chiederei alla regia subito di far partire il primo video, che è un videoclip girato pochi anni fa di una band britannica molto conosciuta, i Placebo. Vediamo subito il contributo della regia. Custos contos no han ordini, no han principio, e mai denaere fine. Sempre semus estados. Stand to attention. The moments passed you by. Now is the rest of your life. Dare I to mention your laughter makes me cry. A speck of dust in my eye. And I am unafraid and blissful. Here I come. I am unashamed of getting nothing done. I'm a cavalcade that tumbles one by one. But I'm okay, just like Jesus' son. Ecco, lo guarderemo tutto questo video, però è una provocazione che ovviamente vi diamo. Andiamo a combinare da un lato location che riconoscete forse, no? C'è la meravigliosa spiaggia di Scivu, totalmente risemantizzata con la maschera dei Zuboe, che entra anche nella risemantizzazione, in una completa nuova personalizzazione di una band inglese che suona al centro della Sardegna, però in realtà non è al centro, si parla un sardo barbaricino, si attraversano delle location molto diverse, con questo riferimento ad una Barbagia che in realtà non è parte delle riprese, ma che viene evocata come emblema, simbolo di grande autenticità. Era il 2016 quando la band inglese stava decidendo dove andare a girare questo video e il nostro competitor primario era il Sudafrica, che avrebbe garantito una copertura totale dei costi, per esempio di viaggio, alloggio eccetera. Noi ci siamo offerti insieme ad un produttore inglese di origine sarda, accompagnato da una giovanissima società di produzione isolana, che ha garantito nel lasso di tempo richiesto alla band di arrivare da Londra in Sardegna, girare il videoclip, che è stato girato in 2 giorni ma con la presenza della band solo per una mezza giornata di lavoro intenso in location,
E poi la band è ripartita, la troupe cinematografica ha finito le riprese con i cavalli e con i droni, e cambiando location, e il videoclip ha girato per tutto il mondo per quasi 4 mesi, perché questo era il singolo della band che ha funzionato di più. Un video che, come vedete, riconoscete anche dall'incipit, molto cinematografico, in lingua sarda, recitato tra l'altro da attori della nostra isola e interpretato da un combinato. Magari possiamo riconoscere anche degli effetti speciali. È evidente che la luna è un visual effect appiccicato in post-produzione, ma che guadagna da un lato una fortissima magia evocativa non solo sul nostro carnevale, ma sulle nostre tradizioni, e lo fa per dare ad un testo musicale che aveva una destinazione commerciale. Possiamo ritornare in pieno schermo, grazie. Lo fa per dare un livello di forte ritualità, quasi di arcaico, un sapore antico, no? Questo è uno dei tanti esempi di quanto possa fare il cinema, non solo rispetto ai contenuti, rispetto alle suggestioni. Questo è un videoclip che è stato, se ci pensate, a tutti gli effetti costruito come una storia cinematografica, con anche quella capacità di restituire un'estetica molto sofisticata rispetto non solo alle location, ma all'uso degli stuntmen, no? Chi è familiare con i cavalli sa quanto da noi sia normale andare a fare magari anche delle acrobazie, soprattutto nei nostri paesi dell'interno. Penso a Gavoi, per esempio, con le straordinarie acrobazie equestri, e quanto invece questo sia una caratteristica, una prerogativa di un certo cinema, sicuramente di un certo cinema d'azione. Questo è un buon esempio di cosa si possa fare mettendo insieme talenti molto diversi, che cercano però un'isola felice, direi, uno spazio dove trovare condensato in poco spazio una straordinaria ricchezza ed eterogeneità di possibilità. E mi piaceva partire da Jesus Sun, perché è stato un buon trampolino di prova per un gruppo di giovanissimi produttori e autori che avevano sede a Cagliari, avevano aperto da poco e si sono cimentati con un'operazione commerciale importante che li ha portato questo video sugli schermi di tutta Europa, in realtà di tutto il mondo, per diversi mesi, offrendo tra l'altro un'opportunità di conoscenza della maschera dei Zuboe, perché immediatamente all'indomani dalla presentazione del video sul mercato globale, il Museo delle Maschere di Mamoiada e tanti artigiani hanno cominciato a ricevere richieste di piccoli portachiavi con la maschera dei Zuboe, poi hanno scoperto esistesse Sumamutone, eccetera. E questo stiamo vedendo ha un valore pervasivo straordinario su tanti elementi della nostra cultura e della nostra comunità. Quindi è chiaro che da un lato c'è la bellezza del poter raccontare le nostre storie, ma anche dare attraverso il cinema visibilità planetaria ad elementi delle nostre tradizioni, come appunto i costumi, la nostra lingua, che non è strumento da poco di divulgazione, no? Dell'autentico spirito della nostra cultura, ma appunto anche le ritualità sociali, i luoghi della nostra ritualità, siano questi santuari religiosi o come questa, la ex manifattura tabacchi, dove oggi come Film Commission regionale abbiamo creato un vero e proprio laboratorio di produzione e formazione permanente, proprio perché appunto oltre ai contenuti, alle location e alle storie, il cinema è anche uno straordinario veicolo di rilancio professionale, di attrattore, soprattutto per i più giovani e giovanissimi, ma anche per coloro che si sono trovati costretti per varie vicissitudini esistenziali a cambiare mestiere. Può diventare un microcosmo di grande forza e di grande capacità occupazionale. Questo soprattutto pensando alle professioni che nel nostro universo, anche quello dell'interno, io penso alle straordinarie ricamatrici degli scialli di Oliena, che magari prima riuscivano ad avere un mercato molto ricco per poter portare avanti la propria attività artigianale, e oggi devono trovare altri lavori, altre possibilità. Ebbene, il cinema potrebbe essere per le sarte una straordinaria bacino di nuova occupazione e anche di
diciamo, aggiornamento professionale rispetto alle proprie competenze. Stesso ragionamento lo possiamo fare per le professioni più nuove, come quelle legate per esempio al controllo dell'efficienza energetica, dell'ecologia, legata quindi alle tematiche alle quali noi siamo molto affezionati e che non sono più tematiche, ma fanno parte, come voi avete egregiamente difeso nei precedenti incontri, sono legate ad un senso di società responsabile che lavora. E vi dicevo, questo però rientra anche nelle nuove professioni del cinema, dove però possono trovare spazio elettricisti, macchinisti, gli stessi fabbri, no? Che per esempio hanno una capacità, o i pellai, pensate a chi nei nostri comuni lavora la pelle, fa magari la taschedda, sa fare i gambales, le nostre scarpe fatte a mano, e potrebbe avere uno straordinario sbocco occupazionale nel cinema. Ma ci piace anche pensare ai più giovani, a quelli che magari a scuola vanno abbastanza bene, ma hanno, non so, la passione per il disegno e non hanno trovato un percorso di studi adeguato. Bene, possono venire a fare qua l'animazione in 2D in lingua inglese. Quindi ecco, la richiesta che noi facciamo a tutti coloro che lavorano con la Film Commission è di essere molto ambiziosi, molto ostinati nelle proprie ambizioni e capaci di costruire una comunità che condivide, non che crea competizione, ma crea cooperazione. Se la regia mi aiuta, farei al volo, prima di passare la parola agli altri compagni di cordata di questo meraviglioso pomeriggio, farei vedere al volo un altro video che ci sembra divertente. Questa è una pubblicità che la Regione Sardegna commissionò per celebrare le Blue Zone, quindi i centenari, qualche anno fa al regista di commedie Paolo Zucca. Ecco, ci piace moltissimo anche questa ironia dell'isola che si racconta come la terra dei centenari, che si racconta come il luogo dell'eterna giovinezza, ma che in realtà lo fa ovviamente per mano e sguardo di Paolo Zucca, che ricorderete come regista prima dell'Arbitro e poi dell'Uomo che comprò la luna, con una grandissima capacità narrativa. E allora questi scienziati che cercano di capire quale sia il segreto della longevità delle nostre nonne e dei nostri nonni, in realtà crea uno spot che è senza tempo, no? All'epoca si diceva Endless Island, ed in effetti noi potremmo dire Endless Storytelling grazie al cinema, perché è a tutti gli effetti un breve cortometraggio e ha la forza di un prodotto cinematografico costruito tra l'altro con una troupe tutta made in Sardegna e con la visione di chi è abituato a raccontare, perché il grande salto che ci piacerebbe che il nostro interno facesse grazie al cinema è proprio quello di trovare strumenti e talenti per raccontarsi bene, ma per anche capire quanto valore del suo quotidiano, dei suoi eroi meno conosciuti e anche delle sue location sia ancora tutto da scoprire e quindi da raccontare. Penso che avere un ente pubblico come la Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna, che è un ente di servizio che deve gestire un po', no? la governance del cinema e di tutta la filiera audiovisiva, sia un'opportunità non solo per gli addetti ai lavori e per chi già opera nel settore audiovisivo. In questi giorni, tra l'altro, abbiamo fatto partire gli stati generali del cinema. Vi preghiamo di guardare il nostro sito per essere aggiornati sull'andamento dei lavori e magari seguire con noi il confronto tra i professionisti e gli addetti ai lavori. Però ecco, appunto, è un'opportunità anche per chi è in formazione, per chi vuole organizzare delle attività nel proprio territorio di promozione di film e raccontare il territorio proprio attraverso il grande e piccolo schermo.
Quindi non ci resta che augurarci che questo meraviglioso filo di Itaca, che ci porta a contattare casa per casa, direi, citando Maria Lai, le comunità dell'area interna, possa diventare davvero un filo narrativo che ci unisce e che creerà straordinarie opportunità per tutti i ragazzi delle Barbagie. Grazie. Grazie Nevina, insomma poi ti darò la parola dopo, però già grazie per questa bellissima introduzione e tutto il tuo discorso dettagliato, appassionato e insomma assolutamente, ecco così, da professionista a 360 gradi. Tra l'altro ne approfitto anche per salutare Paolo Zucca, visto che siamo in tema, l'abbiamo citato, tra l'altro io l'avevo anche incontrato, l'avevo intervistato proprio nel 2019 per la recensione di L'uomo che comprò la luna, a mio parere un capolavoro, perché adesso non voglio aprire questa parentesi, diciamo un capolavoro e ecco, riassumiamo tutto. Vado avanti e prima di introdurre i prossimi ospiti ricordo appunto che poi con Nevina ci rivedremo anche più tardi, però prima non ho ricordato il titolo di questo webinar e lo ricordo adesso e così facciamo anche una breve riflessione ecco, insieme. Proiezioni, le opportunità del cinema per la Barbagia. Adesso proprio in chiusura Nevina ha parlato anche di formazione, quindi questo è quello che noi stiamo cercando di proporre, quello che verrà avanzato nel corso di questa diretta, questo argomento legato proprio alla formazione, immaginare un tipo di formazione cinematografica sul cinema da fare in questo territorio e perché proprio in questo territorio, ma ecco, andiamo avanti e proprio per questo mi ricollego al discorso dell'università. Era prevista anche l'ospitata di Fabrizio Mureddu, commissario del distretto universitario nuorese, ma purtroppo non è potuto essere qui con noi all'ultimo momento, quindi ecco, per un imprevisto lo salutiamo, ma avremo modo anche, ecco, ricordo che dopo ogni webinar ci sono poi sempre una serie di interviste e quindi avremo modo poi di riparlare di questo, della formazione, dell'università. E vado avanti. Faccio parlare un ragazzo che non possiamo dire propriamente immigrato, ecco, ma quasi forse, vediamo lui come si vuol definire. Simone Vacca, un cineasta che al padre Dio Vodda, facciamolo pure apparire. Ecco, ringrazio anche, ne approfitto per ringraziare Giulita che sta dietro le quinte, la nostra collega che insomma è fondamentale anche se non appare. Ciao Simone. Ciao a tutti. Allora, dicevo, tu sei originario, anzi non tu, tuo padre è originario Sì. di Vodda, quindi torni sempre qui con grande sentimento, io dico, no? Sì, sì. Ci racconterai un po' della tua esperienza professionale, di vita, del tuo rapporto con questa terra e poi di che cosa ne pensi di quest'idea della Barbagia come terra di formazione, terra dove fare cinema. Prego. Certo. Allora, intanto grazie dell'invito a questo webinar, a questa chiacchierata insieme. Vi ringrazio a tutti, all'associazione Malik, a Enzo Cugusi, a tutto lo staff, ovviamente anche te, Elisabetta, a tutto lo staff di Malik per questa bellissima iniziativa e per avermi invitato. Sì, io diciamo mi definisco mezzo sardo, nel senso che mio padre è Dio Vodda e mia madre è cresciuta nel centro Italia, in un paesino vicino al lago di Bolsena che si chiama Riotta di Castro. Io ho passato, diciamo, fin dall'infanzia, dalla primissima infanzia, lunghi periodi in Sardegna, soprattutto durante l'estate, durante le vacanze estive, le vacanze di Natale, quindi vivo la Sardegna da sempre, soprattutto il centro Sardegna, soprattutto la Barbagia. Diciamo, il rapporto col cinema, allora diciamo, io vabbè,
faccio una breve parabola e sintesi del mio percorso di studi e professionale. Io mi sono laureato, ho studiato storia dell'arte, forse anche perché, insomma, avendo il padre pittore, questa cosa, insomma, mi è sempre stata in casa, e quindi ho voluto continuare questo percorso anche all'università. Mi sono laureato in storia dell'arte, però parallelamente ho sempre coltivato, diciamo, la passione per fare video, insomma, per il montaggio, per le riprese, per la fotografia, e alla fine, insomma, è finita che ho aperto la partita IVA e faccio questo di mestiere. Faccio appunto il filmmaker, il cineasta. E il rapporto tra me, la Barbagia e il cinema credo che inizi proprio in quelle estati passate da bambino, nel senso che io credo che sia un'isola, una terra di forte carica ispirazionale, cioè, come definirla? È un luogo che ti ispira di natura, ontologicamente, perché c'è, secondo me, il grande privilegio, il grande lusso di potersi, cioè di poter scegliere di stare in silenzio e di ascoltarsi, nel senso che la Barbagia ha il privilegio del silenzio, cioè di poter guardare il paesaggio e di poterlo vivere in pieno. Ci sono gli spazi, cioè è un luogo dove, come dire, i claustrofobici forse dovrebbero andare a stare per terapia, nel senso che puoi camminare, puoi vivere il paesaggio, puoi vivere la natura e puoi esserne partecipe, nel senso che quello che ho vissuto, poi anche crescendo da più grande, ho visto una grande disponibilità da parte delle istituzioni. E quindi ti serve un luogo, ti serve uno spazio pubblico, te lo diamo per fare qualcosa, cioè, come dire, c'è un grande senso di comunità e un grande senso di ospitalità. Cioè, i filologi dicono che la lingua sarda sia forse la più vicina al greco antico, però di greco antico c'è anche il senso di ospitalità. Perché appunto quando arrivi sei proprio accolto. E questo, diciamo, credo che sia, diciamo, la matrice principale per poter fare cinema. Cioè avere disponibilità di spazi, avere un dialogo facile con le istituzioni, di cui, insomma, abbiamo appena sentito la Film Commission, e insomma stiamo parlando, insomma, forse di un'eccellenza, insomma, di una fondazione che veramente ascolta, e io in primis ho trovato una grande disponibilità, non solo da parte di Nevina, ma anche da parte di Nevina Satta, ma anche da parte di tutto il team, di tutto lo staff. E quindi queste sono diciamo, è la struttura base per poter riuscire a fare cinema. Cioè, avere un luogo dove potersi ispirare, dove poter scrivere, perché il cinema parte dalla scrittura, e dove poter dialogare con le persone e dove poter vivere i luoghi appieno. E io credo che, insomma, il centro Sardegna possa essere veramente un luogo dove poter costruire una scuola. Cioè, insomma, io quando mi avete invitato a questo webinar, il primo paragone che ho pensato è proprio la scuola nazionale di Cuba che sta vicino a La Habana, cioè che è fuori dalla città e sforna documentaristi bravissimi, cineasti bravissimi, che però stanno fuori dal contesto urbano, fuori dal caos, fuori dalla sovrastimolazione che spesso non aiuta a produrre, no? Tipica delle grandi città. Mi è venuto questo paragone non solo perché la scuola fu fondata da Gabriel García Márquez, ma anche proprio
per tutto quello che fa adesso, ma e soprattutto perché c'è questo paragone, c'è questo paragone che io ho trovato molto calzante. Ci sono altre domande? No, per le domande vediamo dopo, perché comunque adesso, come sempre, facciamo prima un giro di tavolo, ecco, Sì. e poi insomma... Non vorrei monopolizzare la conversazione, perché sennò... Ma assolutamente no. Se parto poi, cioè, noi registi, noi cineasti, poi dovete stare attenti a farci parlare, insomma, perché poi... Insomma, hai detto cose bellissime, hai citato cose importanti, esempi illustri, insomma, e poi mi è piaciuto tanto quello che il paragone che hai fatto con l'antica Grecia, no? Per quanto riguarda l'ospitalità, ma in realtà, se ci pensiamo bene, è anche la nascita, no? del teatro, quindi la recitazione, quindi molto calzante e anche molto un po' toccante. Io lo dico da umanista, quindi è un mio tallone d'Achille, appunto. Però adesso torneremo, Simone, anche con te, ti ringraziamo, e sottolineo quello che ha detto Simone, e vedere, insomma, questa opportunità di silenzio. Mi è piaciuto molto questo concetto del privilegio del silenzio, e poi quindi un luogo di formazione legato alla scrittura. Questo è quello che, insomma, io ho visto il nocciolo, il senso del tuo intervento. Quindi... Sì, attenzione, l'offerta, come dire, se poi vuoi musica, se poi vuoi letteratura, se poi vuoi incontri, la Sardegna offre tantissimo, quindi, come dire, è un silenzio che viene scelto se lo vuoi cercare, se lo vuoi trovare, ecco. Non vorrei, non vorrei essere frainteso, nel senso che, ecco, il Centro Sardegna offre perché hai usato la parola privilegio, sì, era sottinteso, se un privilegio è un privilegio. Allora, ne approfitto anche ti saluto, Simone, ci vediamo tra poco anche con te, ne approfitto per ricordare un'altra cosa che diciamo sempre. Ecco, Simone, suo padre è Dio Voda, tra l'altro lo salutiamo, anche lui è un grande artista, Lorenzo Vacca, lui ci segue sempre, ci ha seguito dall'inizio di questa avventura in questo progetto. Ovoda, che è uno degli 8 paesi dell'Unione dei Comuni di Barbagia, che è capofila di Itaca, lo ricordiamo sempre, ecco, brevemente. Adesso invece diamo la parola a Vincenzo Cugusi, e lui è il presidente dell'associazione Malik, e quindi doppio partner, vero Enzo? Sì. Tu sei il presidente dell'associazione Malik, sei il presidente dell'associazione dei Sardi Antonio Gramsci in Torino, e quindi insomma sei legato profondamente a questo progetto. Però adesso ci racconterai tutto quello che è stato per arrivare fin qui, no? Quindi certo. Attraverso l'operato, appunto, del Circolo dei Sardi a Torino, che da tempo proietta dei film sardi in Italia, all'estero, ma anche sono stati fatti altri progetti proprio dall'associazione Malik, che portano il cinema, i film sardi nelle piccole comunità della Sardegna. Ecco, raccontaci un po'. Sì, io sono appunto il presidente di Malik, saluto tutto lo staff di Malik, Nevina e Simone, insomma. Però sono anche il capo dell'associazione, non è un circolo, la nostra è un'associazione, quindi perché il nome circolo rivela, cioè, un luogo chiuso. Noi siamo aperti, anzi troppo aperti al mondo, insomma. E qual è il nostro ruolo? Come abbiamo utilizzato il cinema per promuovere i territori? Cioè, sino agli anni 60 gli emigrati sardi promuovevano, riproponevano l'idea di Sardegna, la cultura, i territori attraverso i gruppi folk. Non c'era altro modo. Sì, c'era una presentazione di libri, qualche rassegna artigianale, e tutto finiva lì. Oggi, insomma, quel video
del gruppo inglese che suona con le maschere di Ottana, insomma, la dice lunga sulle straordinarie capacità di promozione che ha il cinema. E noi, insomma, come organizzazione sarda organizzata, un po' l'abbiamo capito, perché i colleghi dell'Associazione Sarda di Bologna, insomma, andavano spesso alle serate di Cineteca di Bologna, e 8 anni fa hanno convinto la direttrice e tutto lo staff della Cineteca di Bologna a creare una sezione di visioni italiane, che è uno dei festival una delle rassegne dei concorsi più importanti per corti e cortissimi d'Italia, a creare una sezione visioni sarde. Quelli un po' hanno sbuffato, hanno detto sì, poi prima visioni sarde, poi campane, poi eccetera. Insomma, dopo 8 anni visioni sarde è veramente decollata nel mondo. È un progetto nato da un bando riservato alle associazioni sarde nel mondo e bandito dall'assessorato al lavoro, perché l'emigrazione sarda fa capo all'assessorato al lavoro, e che negli anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, devo dire, quando Film Commission, la Fondazione Film Commission ha capito la straordinaria potenzialità, che è straordinaria rete che avevamo messo in giro per il mondo, insomma. Cioè, dal 2019, quando Film Commission insomma, è entrata a far parte dell'organizzazione della rassegna, insomma, noi nel 2019-2020 abbiamo proiettato i corti finalisti in 110 città e capitali estere, capito? Cioè, quindi insomma, dando la possibilità a giovani cineasti. Io penso sempre a Chiara Porchedo, una giovanissima cineasta di Sassari, che nel 2019 ha prodotto questo corto che si chiamava L'Attesa, girato in un centro per rifugiati a Castelsardo. Insomma, ha girato nel mondo, ha girato attraverso una rete che noi abbiamo formato attraverso l'Istituto Italiano di Cultura, le società Dante Alighieri, i circoli sardi nel mondo. Sono una decina in luoghi molto importanti, da Madrid a Tokyo a Shanghai, Stoccarda, piuttosto che Monaco di Baviera, cioè una rassegna che non si è fermata neanche nella pandemia. L'anno scorso, per esempio, l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca ha proiettato, attraverso il suo canale Vimeo, che ha 23.000 abbonati, i corti finalisti dell'edizione 2020. Quindi questa cosa che è nata appunto così, perché avevamo semplicemente intuito il potenziale del cinema. E poi noi Associazione di Torino siamo partner di Film Commission Sardegna da quando è nata, da 10 anni almeno, e promuoviamo il film sardo in tutti i festival che ci sono a Torino, principalmente a Torino Film Festival. Ce ne sarà una promozione di un film in concorso il 1° dicembre di quest'anno, ma promuoviamo i corti e i documentari al Torino al Festival Internazionale del Cinema Ambiente, una rassegna importantissima del cinema con valenze ambientali. Poi da poco è nato, cioè da qualche anno è nato il Festival dei diritti del lavoro. Abbiamo presentato quest'estate il film I Ricciai, e comunque tutte le rassegne principali di cinema a Torino sono da noi sponsorizzate. Lavoriamo fianco a fianco con Film Commission, e questo ha dato i suoi frutti. Insomma, noi promuoviamo e facciamo conoscere i territori, la cultura, eccetera, attraverso un modo immediato, e le sale sono sempre affollate, capito? Anche nella nostra associazione abbiamo un cineforum da qualche anno, e tutte le volte dopo la proiezione, cioè la discussione, il dibattito che si apre dura a volte più della proiezione stessa. E un po' la sensazione e il risultato, anzi, che noi abbiamo in questo periodo, quando nel progetto fatto tutto in Sardegna, il cinema che nelle piccole comunità, abbiamo la stessa sensazione dopo ogni proiezione, che sia di transumanze o
o di Kentan, so che si avvia una discussione, perché noi portiamo il cinema dove il cinema o non c'è mai stato o chiuso da decenni, e in questi locali che possono essere sale consiliari oppure biblioteche o centri di aggregazione, arrivano le persone più insolite, che la sera si siedono davanti alla televisione, cioè non hanno mai pensato di mettersi davanti al grande schermo, e poi soprattutto noi portiamo cinema sardo, quindi tematiche vicine a loro, a fianco a loro, insomma, e questa è un po' è una magia, ma ci dà anche moltissima soddisfazione, questi sforzi del circuito in Sardegna, per fortuna supportati da Film Commission, no? Da Fondazione Film Commission, no? Lo facciamo ormai da 3 anni, questo è il 3° anno, insomma. A me personalmente mi porta a conoscere luoghi, soprattutto del sud Sardegna, che non avevo mai visto, e però soprattutto in questi luoghi ci sono giovani, anziani, che hanno voglia di dire, sono stimolati a parlare dopo aver visto le immagini, insomma, dopo aver sentito anche certa musica, insomma, e questo è quel che facciamo, insomma. E non ci fermiamo, capito? Perché abbiamo vinto il 2° bando circuiti, abbiamo avviato Visioni Sarde 2021, e i filmati stanno per partire. Abbiamo già 50 prenotazioni di consolati, società Dante Alighieri, comites, insomma, perché un po' si passano la voce, poi il Ministero degli Affari Esteri a un certo punto diramo una circolare a tutti questi organismi all'estero, dice Visioni Sarde pronto, insomma. E poi devo dire che c'è da sottolineare anche che le proiezioni non sono fatte a casa dell'ambasciatore o del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, ma sono fatte in rassegne pubbliche. Noi chiediamo il report di ciò che fanno, eccetera. E non so, per quel che valga, insomma, l'Istituto Italiano di Cultura di Agirocastro in Albania 2 anni fa ha fatto la rassegna del cinema italiano, e il cinema italiano era rappresentato dai corti di Visioni Sarde del 2018, insomma. Quindi sono piccole soddisfazioni che ci danno animo a proseguire, insomma. Beh, piccole e grandi soddisfazioni, Enzo. Volevo dire, sì, in presentazione ho detto associazione, dopo ho detto circolo, ma Sì, insomma la tua precisazione sì, mi fa dire ok, viva l'apertura, visto che hai detto noi non siamo chiusi, siamo aperti, evviva. Volevo dire, prima di passare, adesso che abbiamo parlato tutti, quindi Enzo ci ha parlato adesso anche di bandi, grandi eventi, Simone ha parlato di scuola, formazione, Nevina prima ci ha fatto un elenco enorme anche di possibili sbocchi occupazionali, no? Per persone che vivono nel territorio. Poi Enzo ora ha detto grande partecipazione, quindi non viene fatto in un ambiente di elite, ma chiunque partecipa, no? Anche gli anziani. Quindi a proposito di partecipazione chiederei a Iuli di mettere tutti quanti insieme, così abbiamo l'idea di stare tutti insieme. E poi volevo fare un'altra domanda a Nevina. Allora, prima che tu ecco, dica un po' cosa ne pensi anche delle cose che sono venute fuori e i pensieri, no? Le cose che sono state dette negli interventi di Enzo e di Simone. Volevo chiederti, visto che appunto il capofila di questo progetto è l'Unione dei Comuni, se tu ti dovessi rivolgere ai sindaci, anzi ti stai rivolgendo ai sindaci, perché poi noi andremo anche a scomodarli come abbiamo sempre fatto, per le interviste dovranno anche rispondere di questo, quindi che cosa vuoi dire ai sindaci? Perché investire in questo? Allora, la prima cosa, e non è una captatio benevolenzi che vorrei dire ai sindaci, è grazie. Non c'è mestiere più complesso che essere difensori delle regole del gioco in tavoli del gioco che sono apparecchiati in casa.
Credo che ci sia in Italia una brutta abitudine a pensare che il servizio pubblico sia una partita facile, è una delle partite più complesse da giocare, e credo che i sindaci siano tra gli ultimi pochi veri radicali sostenitori del valore del servizio pubblico, della sua gratuità, e garantiscono la presenza dello Stato, che è creato per i cittadini e dai cittadini. Quindi da un lato i sindaci sono i nostri più forti alleati. L'Associazione Nazionale delle Film Commission ha creato dall'inizio della sua esistenza una delle primissime alleanze, protocollo d'intesa fu firmato tra Italian Film Commission e l'ANCI, perché ANCI vuol dire appunto Unione Nazionale dei Comuni che sono in rete, che quindi esattamente come le Film Commission mettono in rete le proprie forze, le proprie criticità, i momenti di difficoltà sono affrontati come occasione per trovare soluzioni insieme. È certo che la Sardegna sta vivendo al pari di tutti i territori, con grande euforia, la possibilità che i nuovi fondi nazionali, il PNRR e tutte queste magiche sigle che sentiamo raccontare dai telegiornali e leggiamo dagli opinionisti nei giornali, sono effettivamente per questa stagione una grande opportunità di finanziamento che dovrebbe condurre ad una rinascita. Siamo però tutti passeggeri della stessa nave, e questa nave è il pianeta Terra, che sta vivendo una crisi epocale mai esperita fino ad ora. La scorsa estate abbiamo registrato nel pianeta Terra le più alte temperature, l'estate in Sardegna è stata un'estate di incendi, di contraddizioni, e quindi c'è anche la necessità che ogni singolo comune, ogni singola comunità guidata come da un buon allenatore, dal proprio sindaco, affronti questa grande rivoluzione che ci aspetta, che è una rivoluzione legata non solo alla diffusione di quelle che chiamiamo pratiche green, che poi non sono nient'altro che delle pratiche di buonsenso, ridurre i consumi energetici, cambiare il sistema di approvvigionamento dell'energia, riciclare molto di più. Noi in Sardegna siamo abbastanza educati a conservare molto, no? Non si butta mai niente nelle case dell'isola. Bene, è il momento di cominciare a riciclarli, a fare davvero economia circolare, a smetterla di comprare paia di jeans, perché ogni paia di jeans richiede centinaia e centinaia di litri d'acqua per essere addirittura schiariti, no? Bisogna incominciare ad andare a braccetto con gli scienziati, ma non farlo solo perché capita ogni tanto una pillola di super quark o perché ci capita facendo zapping in televisione di vedere uno mattina, ma perché la scienza ci dà risposte che sono di risoluzione. Ma la principale e primaria esigenza che i sindaci devono ridare alle proprie comunità è un senso di speranza attiva. Ci sono stati grandi casi in Italia di illuminati imprenditori che hanno fatto delle proprie aziende delle comunità pulsanti, rivoluzionari a loro modo, no? Pensiamo alla Olivetti, se ne parla tanto del percorso di Adriano Olivetti, che però diceva deve essere garantito l'accesso alla cultura, alla bellezza, anche alle forme apparentemente più sofisticate, no? Di cultura alta, come la pittura, l'accesso ai musei, l'opera. Il cinema è di per sé un'arte popolare, quindi è nato sempre con la consapevolezza di essere simultaneamente un'impresa di comunità per la comunità, ma anche un'impresa ed un'arte collettiva costruita grazie alla cooperazione di talenti che hanno bisogno di allenatori, no? Siano questi produttori, che hanno bisogno di visionari, che sono i registi, che hanno, come diceva Simone giustamente, bisogno di caos e silenzio, di melodia e cacofonia. Allora, io credo che le Barbagie abbiano una grandissima capacità innata nel nostro DNA. C'è il racconto orale, c'è l'ascolto delle grandi tradizioni familiari. Chi non ha pronti da raccontare aneddoti degli zii, dei nonni, dei bisnonni, eccetera, ogni elemento della cultura italiana ed in particolare di quella sarda, che è una cultura indigena molto solida, ancora molto trasmessa di generazione in generazione. Chi non crede che la propria sia una storia da raccontare? Io credo che ci sia un patrimonio, come diceva Simone, straordinario, anche a livello di complessità musicale, di competenze trasversali, visive.
Noi abbiamo lanciato il laboratorio di animazione e di produzione e formazione insieme, consapevoli che la Sardegna, per esempio, ha avuto non solo la grande tradizione dei fumettisti, Bonelli, Disney, eccetera, ma ha una grandissima contemporaneità di talenti che addirittura lavorano online con il resto del mondo e che magari non hanno neanche il coraggio di dire nel proprio paese, sia questo Pugliere, sia Fonni, eccetera, che cosa realmente fanno di giorno. E scopriamo che sono magari graphic novelist che scrivono con uno pseudonimo. Ne abbiamo alcuni, no? C'è il disegnatore di The Incredibles della Disney, che è Jean-Claudio Vinci, che è uno straordinario fumettista, illustratore, artista, che lavora con Andrea Pau, che è un altro straordinario sceneggiatore, romanziere, pubblicato da Einaudi, dentro l'agenzia di Book on a Tree, e ognuno di loro vive in Sardegna, nella propria comunità, fa i laboratori nelle scuole, eccetera. Tutta questa voglia di investire, che Enzo ci ricordava, appartiene anche al pubblico, che ha voglia di discutere, che ha voglia di fare comunità, deve essere aggregata intorno ad un discorso di speranza, di grande possibilità. Altrimenti la chiusura che è stata costretta con il lockdown del Covid, l'isolamento dettato anche da questi strumenti che maneggiamo, no? Che ci fanno vedere i film nel telefonino, eccetera, ci fa perdere il piacere della messa in gioco attraverso lo sguardo degli altri e di chi ci circonda. E questa invece è una dimensione che il cinema richiama continuamente. E le possibilità sono tante, quindi ai sindaci chiediamo sfruttateci di più e soprattutto mettetevi in gioco con noi, perché le nostre comunità sono pronte, dobbiamo essere pronti noi come enti pubblici, come legislatori, a trovare gli strumenti giusti perché questo grande desiderio creativo possa trovare il suo percorso, il suo migliore canale di condivisione nel mondo, perché di Sardegna il mondo è desideroso di conoscere i dettagli, come è desideroso di Made in Italy, come è desideroso di Europa, che è sicuramente in questo momento uno dei progetti civili più rivoluzionari del pianeta. Bene, veramente emozionante e anche tutto il discorso che hai fatto e sai, questo sarà l'ultimo webinar di questa edizione del progetto e quindi mi ha colpito tanto che pur non volendo, diciamo, non essendo programmato, è venuto fuori il nome di Olivetti e l'avevamo aperto così, abbiamo aperto il progetto proprio parlando della sua figura, quindi mi piace sempre ricordare come nel corso di questo progetto in modo così spontaneo vengono sempre fuori delle cose che sono così umane, così attuali, come anche tutto il discorso che hai fatto, no? Sul discorso ecologico, sul bisogno, ecco, di questo tipo di sensibilità che parta da ogni cittadino e da ogni amministrazione. E quindi questo si collega tantissimo e direi anzi in modo indissolubile con questo progetto, perché tutto quello che stiamo dicendo adesso andrà a finire in un tavolo di lavoro di laboratori progettuali proprio per le politiche di coesione europee, di questa Europa che appunto è veramente connessa a noi e ecco io impazzisco di gioia quando vedo che man mano che si va avanti riusciamo a sentire questa Europa nostra, riusciamo più ecco passa il tempo a sentirne proprio il respiro e che va col nostro, no? Col nostro stesso respiro. Quindi questo ne approfitto anche adesso per chiedere a Enzo e a Simone se hanno altro da aggiungere, perché poi devo andare a presentare a proposito di laboratori e di Europa una cosa molto importante che sarà anche l'ultimo step del progetto. Quindi non so se Simone e Enzo hanno piacere di intervenire nuovamente. Sì, io mi sono dimenticato una cosa importante, Prego. Mi scuso per questa dimenticanza grave. Nei nomi che ho elencato riguardo all'associazione Malik, sono dimenticato altre due persone fondamentali che voglio ringraziare, che sono Valeria Sanna
Claudia Sedda e Iulita Popa, che sono veramente eccezionali. Mentre parlavo, cioè, mentre vi ascoltavo, mi sono ricordato di non averle ringraziate. Veramente grazie Malik per quello, insomma, per come lavori, insomma, per come tutta l'associazione lavora e per come opera, perché il team è veramente eccezionale. Concordo con Simone al 100%. Scusate la mia dimenticanza. No, ma Simone, hai fatto bene a citarle, perché ognuna di loro è una forza della natura. Il combinato poi con Enzo Cugusi e con te ci crea delle vertigini progettuali pazzesche. Diciamolo, Itaca è uno dei tanti progetti sui quali si lavora, perché la forza della coprogettazione europea è anche quella di tentare molte volte accesso a un finanziamento che non sempre è garantito, ma c'è una tale volontà, no? Quando si dice squadra che vince non si cambia, davvero si vuole entrare in questo benedetto interno della Sardegna, non per scardinare gli status quo, ma per, come dire, se possibile, oltre che accrescere le competenze, proprio dare la possibilità di nuove ambizioni, perché sono legittime. C'è stato per troppo tempo un percepirsi come isolati e quindi comunque a prescindere perdenti. Non è vero. È una forza straordinaria e bisogna ricondurla ad un senso di appartenenza comunitaria che diventi effettiva possibilità di lavoro insieme. Sì, io mi aggancio a quello che hai detto prima rispetto proprio, oltre a questa ultima cosa che hai detto, Nevina, anche al tema della collettività del cinema, no? Cioè il cinema è un mestiere collettivo. E io, per esempio, l'ultima volta che sono stato in Sardegna era lo scorso settembre, ho assistito alla proiezione del film Girato a Ovodda di Christian Calderan, Il profumo del mirto, film eccezionale che la Film Commission ha sostenuto, lo voglio ricordare. Cioè, alla proiezione, oltre ad esserci tutto il paese, c'erano persone da altre comunità. Cioè, io quel set non l'ho vissuto perché ho vissuto il film come spettatore, però insomma, parlando con ragazzi e persone di Ovodda, raccontavano aneddoti della lavorazione del film, in cui si aprivano le case, si offriva da mangiare, cioè, questa secondo me è la grande forza della Barbagia, del centro Sardegna, cioè la facilità con cui si aprono le case e la facilità con cui si creano degli innesti veri di comunità. Ecco, io volevo dire intanto, a proposito di Malik, è un'associazione a trazione completamente femminile, insomma, perché tolto il presidente, sono tutte donne, io mi trovo benissimo, sono bravissime. Nei ringraziamenti io volevo, tornando al nostro progetto Circuiti, insomma il cinema incontra le piccole comunità, ringraziare i sindaci, no? Che ci hanno accolto, perché comunque ci hanno messo a disposizione i locali comunali, i paesi, eccetera. E poi l'altra sorpresa sono i bambini, perché le tappe nei paesi hanno questo duplice aspetto. C'è una fase pomeridiana dove i bambini guidati da Iulita, Rosangela e Adela assistono alla proiezione dei corti della serie Heroes 2020 messa a disposizione dalla Film Commission, e dopodiché sulla base di quel che hanno visto si sviluppa un laboratorio utilizzando materiale di riciclo. Cioè, voi dovete vedere che cosa i bambini realizzano, e con quale passione. L'altro giorno eravamo in una tappa dove i bambini provenivano quasi tutti da famiglie fragili, ma questi erano felicissimi di lavorare con. Poi vabbè, Rosangela e Iulita, insomma, sono maestre proprio delle fatte, insomma, li conducono in questi laboratori, hanno fatto delle opere proprio bellissime, tutte le volte a Seulo come Sant'Andrea Friuli, i bambini non vogliono smettere, insomma, di fare laboratorio. Quindi io mi auguro che questi bambini appunto siano gli artefici del popolamento, della rinascita di questi luoghi, e se lo fanno grazie anche agli stimoli che gli vengono dal cinema, ancora meglio, insomma.
Ecco Enzo, hai detto una cosa importantissima e ti volevo fare una domanda proprio su quello. Intanto vedo che Nivina sicuramente ha qualche problema tecnico, però... No, sono ricollegata, scusa, è eccola saltato un qua. attimo il wifi. Ok, dicevo, siamo in diretta, quindi ecco, bene, siamo felici di averti di nuovo. Non ho perso nulla e tanto Enzo è qui nella stanza con me, Sì, quindi sì. noi, come vedete, la sede è molto lunga. Ci sono Sì. circa 70 persone in questo momento al lavoro qua. Bene, allora adesso tra l'altro il nostro tempo sta anche per terminare. Volevo fare un'ultima domanda. Insomma, stavo dicendo a Enzo, però ovviamente ognuno di voi può rispondere. Cinema anche come occasione di ripopolamento, no? Si crea un circuito. Ecco, facciamo un'ultima conclusione ecco, su questo concetto, visto che Itaca comunque tratta principalmente di spopolamento. Ma certamente dal nostro punto di vista, insomma, l'investimento che la Regione Sardegna annualmente garantisce alla legge cinema non è l'unica fonte di approvvigionamento delle risorse che chiaramente vanno spalmate e declinate tra le diverse iniziative, le attività produttive, la formazione, eccetera. Ma cinema e audiovisivo oggi, grazie all'allargamento, no, della platea alla quale ci si rivolge, vogliono dire tantissime opportunità. Appunto, quella dell'animazione è forse quella che garantisce il più rapido ripopolamento, perché intanto si rivolge a generazioni molto diverse. Se voi riusciste a vedere l'età media di questo gruppo è molto eterogenea, perché abbiamo dai giovanissimi a chi invece dopo magari avere raggiunto una posizione professionale anche consolidata decidere di cambiare vita e decide di cambiare mestiere, magari abbandonando posizioni certe verso invece posizioni un po' più come dire, rischiose ma straordinarie come quelle delle industrie creative. Oggi si parla di ripopolamento anche grazie ad esperienze di residenza artistica. Noi, ecco, prima tu mi chiedevi cosa chiederesti ai sindaci. Dico, fatevi ispirare da Berkeley in California, che nel momento di massima crisi dei costi delle proprie abitazioni, quando sembrava che dovesse essere abbandonata da tutti, ha deciso di fare una politica di attrazione proprio per la comunità di artisti, che sono stati incentivati ad andare con appartamentini piccoli a 100-200 euro al mese di affitto, a volte addirittura con affitti commutati in servizi. Quindi si poteva vivere a Berkeley facendo per esempio laboratori di teatro, di arti performative, di danza, di cinema nelle scuole. Questa capacità che è insita nel principio dell'economia circolare, che è il baratto, è una capacità che le nostre comunità dell'interno hanno già nel loro DNA, perché accadeva questo, no? Da noi non esisteva eccessivamente l'ossessione rispetto al denaro, allo scambio economico. Si dice, se io sto coltivando patate a Gavoi e tu sei di Rosei e hai un meraviglioso frutteto di peschi, ci scambiamo i beni. Allora io non voglio minimizzare in questo, voglio dire, ovviamente quella contadina è una metafora, però perché non dobbiamo ritornare ad avere invece il coraggio di incrementare le nostre capacità e anche il nostro scambio? Questa potrebbe essere una strada, quella per esempio che mette insieme le arti e i mestieri con il grandissimo sapere dell'arte contadina e pastorale. La possibilità di ospitare in case che oggi sono disabitate è una possibilità che i comuni hanno. Allora, anziché continuare a tenere questi spazi dei comuni vuoti, diamoli per delle residenze artistiche, cominciamo con delle prove di 3, 5, 7 mesi, non morirà nessuno se l'esperienza si rivela troppo complessa o fallimentare. Il massimo è che magari i comuni iniziano ad avere delle piccole gallerie dedicate, delle piccole opere d'arte in giro per i boschi, e diventano tutti attrattori e non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo diventare come altri. Forse la nostra vocazione è quella di essere unici e quindi disegnare anche dei percorsi ancora non avviati da nessun altro. Io credo che la benedizione del nome Itaca e soprattutto di quel logo meraviglioso che ci ricorda i filati di Maria Lai è quella di non essere un cerchio concentrico. Quell'Itaca è una proprietà generativa, perché dal filo si genera una evocazione mitica, no? Si generano personaggi, da quel filo possono nascere davvero straordinarie comunità generative a loro volta. Bene, grazie. Allora io
direi che anche se non finisce qui, anche se per tutta questa diretta io ho avuto una vena, me ne rendo conto, molto sentimentale, quasi nostalgica, già in anticipo. Questo però, è il principio insomma, del cinema, difendere le emozioni vuol dire che sei completamente in sintonia col cinema. È vero, però insomma volevo ringraziare voi che oggi siete qui presenti, volevo ringraziare Enzo, ecco, in qualità di presidente, Valeria, Claudia, Julita e anche Alessandra, che è un'altra mia collega che è parte anche lei di Itaca. E così, insomma, con questi ringraziamenti vorrei introdurre anche così, no, con l'idea adesso abbiamo citato anche Maria Lai, insomma, quest'andare, questo Odisseo che va, insomma, tra mille peripezie, però alla fine torna a casa e torna sempre più ricco, no, di esperienze e di ricchezze che contano veramente, che sono quelle interiori. Allora vado e presento l'ultima parte di questo progetto, che riguarderà ovviamente le nostre interviste, ma anche un questionario che è stato elaborato dall'Unione dei Comuni, da noi di Malik e anche dall'Associazione Terras, che è partner anch'essa di Itaca. Ecco qua Julita che ci supporta. Questo questionario in realtà questa non vuole essere solo una presentazione, ma anche un invito a compilarlo, perché servirà tantissimo nella fase di progettazione. Ricordo che tutto questo è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché ci dobbiamo sedere a un tavolo tutti, non soltanto noi operatori del progetto, ma anche tutta la società civile. Ecco, tutti quanti siamo invitati, soprattutto gli emigrati, ad elaborare delle vere e proprie strategie progettuali che verranno inserite nelle politiche europee di coesione. Allora, qua abbiamo il questionario, alcune pagine, ma ecco, forse prende un 5-10 minuti del proprio tempo, chi più chi meno può raccontare la propria esperienza, e questo è stato concepito proprio per conoscere meglio gli emigrati, che sono i veri protagonisti di questo progetto, conoscere anche il loro rapporto con la loro terra d'origine, sapere i motivi per cui sono andati via, magari anche se hanno intenzione di tornare o vorrebbero tornare, come, perché e quando. Insomma, ecco, vi invito a compilarlo entrando nel nostro blog, il blog del progetto, che è il contenitore, insomma, da quando siamo partiti, che racchiude tutto, e poi insomma inizieremo anche la diffusione nei nostri canali social, quindi vi invito, ecco, a raccontarci di voi. Siamo qui per ascoltarvi e lavorare insieme. Adesso io risaluto i nostri ospiti e poi partiremo con le interviste, quindi non ci fermiamo. Perfetto. Dico, Arrivederci. come dico Grazie. ogni fine incontro di Itaca, continuiamo a navigare, allora anche voi continuate a navigare con noi. Grazie. Grazie a voi. Elisabetta. Grazie. Grazie, buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a tutti.